Amici all'ascolto, buonasera da Piazza di Siena che propone il tradizionale concorso ippico internazionale giunto alla 77esima edizione. Roma più che mai palcoscenico sportivo. La massima vetrina del salto ostacoli arriva il giorno dopo la finale di Champions League all'Olimpico. Poi la capitale ospiterà l'ultima tappa del Giro d'Italia e non sono troppo lontani i mondiali di nuoto. Per chi ama l'equitazione questo è il primo di 4 giorni intensi con gli ingredienti di sempre che hanno reso celebre nel mondo l'appuntamento di Villa Borghese. A proposito di ingredienti, nella giornata inaugurale in mattinata non potevano mancare nuvole e qualche spruzzo di pioggia. Nel pomeriggio è tornato a farsi largo il sole. Entriamo in collegamento mentre è in corso una categoria a fasi consecutive che seguiremo con le telecamere dell'Esterna 1 di Napoli guidate dal regista Umberto Orti. Il collega Valerio Iafrate agirà ai bordi del campo di gara. Per il momento la classifica è guidata dall'inglese Michael Whittaker in sella a Portofino, percorso netto. In seconda fase il tempo di 26,45, in seconda posizione per il belgio Rick Hemerick con Canto 27,25, al terzo posto per l'Australia Dwin Alexander con Isolasi du Château 27,68. Si è comportata anche benissimo Giulia Martinengo con l'europeana Joan Dupalais, quarta posizione attualmente in 27,72. Primo collegamento a bordo campo con Valerio Iafrate che dovrebbe già avere l'ordine di partenza per la Coppa delle Nazioni di domani. Sì Claudio, buon pomeriggio anche da parte mia. Allora, il sorteggio effettuato alle 16:15 nella sala stampa, alla presenza tra l'altro anche, anzi è lui che ha estratto l'Italia che partirà per quinta del neopresidente della FISE Andrea Paul-Gross, vedrà domani la Svezia partire per prima, poi Irlanda, Stati Uniti, Francia, Italia appunto, Germania, Belgio, Gran Bretagna, Svizzera e Olanda che chiuderà in 10ª posizione come ingresso ovviamente in campo gara. Torniamo alla gara che è una categoria a fasi consecutive, una prima fase che si articola su 8 ostacoli, i concorrenti con il netto nel tempo accederanno a una seconda fase con altri 5 ostacoli. Naturalmente questa seconda fase sarà cruciale perché aumenterà, lo vedrete, la velocità. Classificheranno naturalmente le penalità in prima istanza e poi il tempo impiegato nel secondo segmento. Sempre al comando uno scatenato Michael Whittaker con Portofino, vi ricordo il tempo da battere 26,45 mentre è in campo per gli Stati Uniti Lauren Hugh con Prezioso. Lauren Hugh, nata in California nel 1977. Un errore nella prima fase per l'Amazzone americana che dunque non può accedere alla seconda, si parlava di Coppa. Dobbiamo dire che la Samsung Super League si è trasformata da quest'anno nella Maiden Fay Nation Cup e non è semplicemente un cambio di sponsor. Si tratta sempre di un circuito di Coppe delle Nazioni, però il gruppo elitario è stato allargato da 8 a 10. Grazie a questo l'Italia è tornata in prima categoria, ci sarà un vincitore al termine della stagione, al termine delle 8 tappe e ci saranno anche 2 retrocessioni. Inutile dire che la concorrenza è spietata, quella di Roma è la seconda tappa di questo circuito prestigioso, la prima si è svolta in Francia a La Baule con la vittoria della Svizzera dopo il barrage contro la Svezia, per l'Italia 8ª posizione. Una squadra italiana che sarà composta da Natale Chiaudani, Giulia Martinengo, Juan Carlos Garcia e Giovanni Lucchetti. Dunque il nostro staff tecnico ha confermato 2 elementi rispetto alla prova francese. Vedremo come novità Juan Carlos Garcia che ha esperienza da vendere e Giovanni Lucchetti che invece è al debutto in una Coppa delle Nazioni a Roma.
ha già difeso i colori italiani in altre circostanze in Coppa, però questo è il battesimo del fuoco per Giovanni Lucchetti, che però con il suo Boston sta attraversando un momento di forma particolare, una Coppa che l'Italia non vince dal 1985, davvero troppo tempo. In campo intanto per l'Irlanda Billy Twomey, che monta Goldex, cavaliere nato a Cork nel 1977. Naturalmente ciascuna equipe ha portato a Roma 4 alfieri, poi avremo la partecipazione di alcuni altri cavalieri a livello individuale, tra questi Edwin Alexander, australiana, in virtù della sua eccellente posizione nel ranking mondiale, attualmente al 5° posto, e poi potremo anche vedere l'oro individuale di Atene, uno dei beniamini del pubblico, vale a dire Rodrigo Pessoa. Intanto 26,68 percorso netto per Billy Twomey, 26,68 lo colloca in seconda posizione alle spalle di Michael Whittaker. Soltanto questi due cavalieri sono riusciti